Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra,
Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, Gesù, fonte d'amore, lava il nostro dolore, riempi il nostro cuore, Gesù, pane di vita, nutri la nostra speranza. Re di eterna gloria, tu non ci lasci mai, cammini accanto a noi, Gesù, luce del mondo, gloria a te.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 23 agosto 2025, memoria di Santa Rosa da Lima. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di Santa Rosa da Lima, la prima santa dell'America Latina, patrona del Perù e di tutto il continente sudamericano. La figura di Santa Rosa di Lima ci è donata come modello di amore radicale a Cristo, di vita di preghiera, di penitenza e di servizio. Santa Rosa è vissuta tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento in un contesto sociale difficile, segnato da forti contrasti e da tante ingiustizie. Vedete, nonostante la sua giovane età, perché morì a soli 31 anni, Santa Rosa seppe vivere una vita intensa, tutta consumata nell'amore per Dio e nella dedizione ai poveri. Carissimi fratelli e sorelle, Santa Rosa è stata sempre nota per le sue penitenze severe, ma soprattutto per il cuore ardente di carità che la spingeva ad aprire la sua casa ai malati e soprattutto agli abbandonati. Ecco perché la Chiesa in Santa Rosa ha visto sempre come la santità non consiste nei gesti straordinari, ma nel permettere a Cristo di vivere pienamente in noi, fino a diventare speranza per il mondo e trasparenza del suo amore per gli altri. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal libro di Ruth, ci viene offerta una storia di fedeltà e di provvidenza. Come vi ho detto ieri, Ruth è una donna moabita che aveva scelto di seguire Noemi e qui si trova a spigolare nei campi per poter sopravvivere. Vedete, nonostante la sua condizione di straniera e di vedova, trova accoglienza e protezione da parte di Boz. Boz è un uomo giusto che riconosce la sua bontà e la sua dedizione. Questo incontro diventa l'inizio di una nuova vita, perché Ruth non solo viene accolta, ma diventa parte integrale del popolo di Israele e antenata del re Davide, e quindi parte della discendenza di Gesù.
Vedete, fratelli e sorelle, in questa prima lettura di oggi è straordinario vedere come Dio sappia trasformare le situazioni più fragili e precarie in occasioni di grazia. Soprattutto questa lettura ci fa notare come la fedeltà e l'umiltà di una donna straniera si integrano perfettamente nel grande disegno di salvezza di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, Santa Rosa da Lima ha vissuto qualcosa di simile, perché la sua vita, segnata dall'umiltà e dalla fragilità, è diventata una sorgente di speranza e di luce per tanta gente. Come Ruth, anche Santa Rosa ha messo al centro la fedeltà a Dio ed è stata innestata nel cuore stesso della Chiesa come segno che la santità nasce dalla disponibilità a lasciarsi guidare dal Signore. Vedete, noi da soli non siamo in grado di camminare. Noi dobbiamo farci accompagnare passo dopo passo da Gesù e Santa Rosa questo l'aveva capito. Per questo lei è stata una delle più grandi sante che ha seguito il Signore sotto gli insegnamenti della Chiesa, perché ricordatelo, senza la Chiesa non c'è salvezza, perché Gesù agisce tramite lei e tramite la Chiesa riceviamo la vita eterna. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo tutti messi davanti a una pagina molto forte in cui Gesù denuncia l'ipocrisia di alcuni scribi e farisei. In questa lettura di oggi abbiamo letto questo: dicono e non fanno. Questo, fratelli e sorelle, è il rischio che corre chiunque si accontenta delle apparenze. È il rischio che corre chi parla di Dio senza vivere secondo la sua parola, oppure chi cerca i primi posti, oppure gli onori, ma dimentica che la vera grandezza sta nel servire. Vedete, Gesù in questa lettura di oggi ci ricorda che il discepolo vero non è colui che appare grande agli occhi degli uomini. Il vero discepolo è colui che si fa piccolo, colui che non cerca di innalzarsi, colui che si lascia innalzare da Dio. Questo è il vero segreto dell'amore, l'umiltà che è la chiave per entrare nel cuore di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, Santa Rosa da Lima ha incarnato proprio questa verità, perché non ha cercato mai riconoscimenti, non ha desiderato onori, anzi ha vissuto spesso incomprensioni e solitudine, eppure la sua vita nascosta è stata feconda perché è stata fondata sull'umiltà e sul dono totale. Vedete come ci ricorda Gesù nel Vangelo di oggi: chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Santa Rosa si è umiliata con amore e Dio l'ha innalzata alla gloria dei santi. Allora prendiamo come esempio Santa Rosa, non facciamoci grandi, ma serviamo con amore, con gioia, con carità, perché, fratelli e sorelle, è l'amore che ci guida verso il paradiso. Senza l'amore nel nostro cuore, la nostra fede non vale nulla, proprio come ci dice San Paolo. Allora mettiamo gioia nel nostro cuore e serviamo Dio e i fratelli e la Chiesa con tutta la letizia possibile, perché, come ci ricordava spesso il serafico padre San Francesco d'Assisi, solo chi sa servire sarà degno di sedere accanto a Gesù nel regno dei cieli. Carissimi fratelli e sorelle, questa memoria di Santa Rosa da Lima, unita alla parola di oggi, ci invita a rivedere la nostra vita, perché spesso rischiamo anche noi di dire e non fare, di professarci cristiani, ma senza lasciarci trasformare dall'amore di Gesù.
Oppure tante volte cerchiamo i primi posti, le approvazioni, le gratificazioni umane, dimenticando che la vera gioia sta nel servizio silenzioso, nell'amare senza misura, proprio come ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo. Allora oggi guardiamo a Ruth, che con la sua fedeltà ha cambiato il corso della sua storia, e guardiamo a Santa Rosa da Lima, che con la sua umiltà ha reso presente il volto di Cristo ai fratelli. Impariamo da queste due donne che la santità è una via aperta a tutti e non è fatta di gesti clamorosi, ma di scelte quotidiane di amore e di fedeltà. Allora possa il Signore oggi concedere ad ognuno di noi di vivere con un cuore semplice e umile, capaci di non fermarci alle sole parole, ma di vedere nella vita la fede che professiamo, e possa Santa Rosa da Lima intercedere per tutti noi, affinché possiamo essere come lei, segno della tenerezza di Dio per i poveri, diventando ogni giorno, proprio come Santa Rosa, strumenti dell'amore di Dio nella storia del mondo. Il mio augurio, fratelli e sorelle, a tutti coloro che portano questo bellissimo nome. Possa Santa Rosa da Lima intercedere per tutti noi, per le nostre intenzioni, per le nostre famiglie, per tutti coloro che sono in difficoltà, per i poveri, gli abbandonati, le donne maltrattate, per tutti i bambini abbandonati, i bambini maltrattati, gli anziani, le persone sole e per tutti i carcerati. Possa Santa Rosa da Lima intercedere per questo mondo malvagio, affinché ritrovi la sua fedeltà in Cristo e cessino tutte le guerre nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 23 agosto 2025, memoria di Santa Rosa da Lima, patrona del Perù e di tutto il continente sudamericano. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, Gesù, fonte d'amore, lava il nostro dolore, riempi il nostro cuore, Gesù, pane di vita, nutri la nostra speranza.
e di eterna gloria. Tu non ci lasci mai, cammini accanto a noi. Del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, il nostro cuore ti adorerà. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore. Pensiero di Padre Pio di oggi. I malati sono i nostri fratelli più bisognosi di amore e conforto. Offriamo loro la nostra preghiera e il nostro sostegno con cuore generoso. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù.
Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni e del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto». Con Maria, donna del sì, chiediamo al Padre che anche nella nostra vita si realizzi la sua parola di salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Con Maria, donna premurosa nella carità, chiediamo al Padre di essere testimoni credibili del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Con Maria, Madre di Gesù, chiediamo al Padre di poter generare anche con la nostra vita la sua presenza nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è prescritto nella legge del Signore. Con Maria e Giuseppe, obbedienti alla parola del Signore, presentiamo al Padre le gioie e le fatiche del nostro essere cristiani e nell'essere fedeli alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso: lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Un episodio strano nella vita di Maria e Giuseppe. Gesù, che si smarrisce, viene ritrovato dopo 3 giorni. Ti invochiamo, o Vergine Maria, qualora anche noi ci perdessimo nei grovigli della vita, aiutaci a ritrovare la strada, a ritrovare la meta, a trovare in Gesù il nostro punto di riferimento, affinché mai più ci possiamo smarrire nella nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose.
Ti lodiamo, dolce Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio. Ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto, per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi, Maria, Regina della Pace, prega per noi, Santa Bernadette, prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora, volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail e telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Ecco, adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. padre Stefano, fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta
la cartella dei notiziari, possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina alla Divina Misericordia, stessa solfa, si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo. Le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: la Veggente Vicca, i Veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, che più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio. Un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un
Buongiorno, sabato 23 agosto. Oggi ci viene parlato di un mistero. Perché? Perché gli uomini hanno di fronte la luce, cioè Dio. Che gioia, che bellezza. Eppure, attenzione, non scelgono le tenebre, ma amano di più le tenebre. Ma perché un uomo dovrebbe amare il buio? Dovrebbe amare l'assenza di luce, che è assenza di vita, che è paura, che è angoscia, che è non conoscenza. Non lo so, però noi uomini amiamo cose che ci fanno male. Lo vediamo nella vita di tutti i giorni. Quante volte scegliamo nella nostra vita cose che ci fanno male? Quante volte la società sceglie cose che fanno male? Non sa essere attenta all'ambiente, non sa essere attenta agli ultimi, non sa essere attenta ai più piccoli. Quante volte abbiamo incontrato persone che propongono il male? È un mistero. Il male bussa alla nostra porta. E allora abbiamo bisogno di questa luce che è Dio per vincere il male. Non scoraggiamoci, se questo male ci attrae così tanto. Ma volgiamo gli occhi alla luce. La luce è più bella del buio. Dio è meglio del male. Buona giornata. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia.
È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ti conduca alla vita eterna. Preghiamo. E questa messa c'è come intenzioni offerenti Katia e Alberto. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ruth. Noemi aveva un parente da parte del marito, un uomo altolocato della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Noemi: «Lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò a entrare». Le rispose: «Va pure, figlia mia». Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro i mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Boaz disse a Ruth: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo. Non allontanarti di qui e stai insieme alle mie serve. Tieni d'occhio il campo dove mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato detto ai servi di non molestarti. Quando avrai sete, va a bere dagli orci ciò che i servi hanno attinto». Allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: «Io sono una straniera, perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi a me?» Boaz le rispose: «Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi». Boaz prese in moglie Ruth. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire. Ella partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi: «Benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà ricordato in Israele. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli». Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine gli cercavano un nome e dicevano: «È nato un figlio a Noemi». E lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di esse, padre di Davide. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Uno solo è il Padre vostro, quello celeste, e uno solo è la vostra guida, il Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filateri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché un solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate Padre nessuno di voi sulla terra, perché un solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché un solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, le letture di oggi ti conducono nel cuore della umiltà operosa, della benedizione che nasce dal servizio e della vita che fiorisce nella fedeltà. In Ruth vediamo una donna straniera che con discrezioni ed edizioni entra nella storia della salvezza. La sua umiltà non è debolezza, ma forza silenziosa che trasforma. Ruth lavora nei campi, accetta la condizione di serva, ma è proprio lì che Dio la innalza, facendola madre di Obed, nonno di Davide. La sua storia è profezia. Dio serve degli umili per costruire il futuro. Abbiamo risposto con il Salmo 127, che canta la benedizione di Dio sulla famiglia, sul lavoro delle mani, sulla generazione che cresce come olivi intorno alla mensa. È la promessa di una vita feconda quando si cammina nel timore del Signore, cioè nella fiducia e nell'obbedienza. E nel Vangelo Gesù denuncia l'ipocrisia di chi cerca i primi posti, ma indica la via del discepolo. Chi tra voi è il più grande sarà vostro servitore. È il rovesciamento evangelico. La grandezza si misura nel servizio, non nel prestigio. E il Giubileo
sottotema Pellegrini di speranza ci invita a riscoprire la speranza che nasce dall'umiltà. Ruth è pellegrini straniera, ma accolta e benedetta. Il Salmo ci mostra che la speranza si costruisce giorno dopo giorno nel lavoro, nella famiglia, nella fedeltà. Nel Vangelo Gesù ci ricorda che il pellegrino non cerca onore, ma cammina con il cuore aperto, servendo, amando. In questo tempo giubilare siamo chiamati a scendere dai nostri troni interiori e a riscoprire la bellezza del servizio, a credere che Dio opera attraverso ciò che il mondo considera piccolo. Che il Signore ti renda pellegrini umili, operosi e pieni di speranza, e che come Ruth possiamo generare vita anche nei nostri deserti della storia. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ti hai dato possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonti di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. E nella tua parola viventi, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, innato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, i panni della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina Bacchita, Santa Maddalena di Canossi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme come il Signore ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li remittiamo ai nostri debitori. Alla tentazione ti dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dai peccati e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ti hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformati a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Battista, quale sorella universale, evangelico modello di fedi semplici e di operosa carità, la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudisce le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Affidiamo alla Madonna la pace nel mondo, la conversione dei peccatori, i nostri malati, l'unità della Chiesa. Ti chiediamo anche per vocazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un piccolo avviso, la prossima settimana è la prima settimana di settembre, io non sarò qui per le confessioni, adesso farò gli esercizi spirituali, anche andrò a Francia per fare un'esperienza con gli ammalati. Adesso chiedo la vostra comprensione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione.
Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus. Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per l'avvio della nuova settimana l'alta pressione ancora non sarà ben salda sul nostro territorio. Potremo avere infatti qualche nuovo fenomeno, soprattutto tra lunedì sera e la prima parte di martedì, con qualche rovescio da segnalare al centro-nord. Poi nella seconda parte della settimana preannuncio che le temperature potrebbero tornare ad aumentare con caldo un po' più intenso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è il sito e l'app di Trebi Meteo.
Ben ritrovati dalla redazione. Il questore di Trieste, Lilia Fredella, ha disposto fino a domenica prossima e per il successivo fine settimana servizi di controlli di interforze per fronteggiare gli eccessi di traffico derivanti dalla chiusura dell'autostrada slovena H4. In questi giorni al traffico pesante, stimato in aumento del 45% rispetto agli standard, come ha indicato il dirigente della Polizia Stradale di Trieste Gianluca Romiti nel corso di un incontro con la stampa, si associa al controesodo dalle mete turistiche della Croazia. Gli eccessi di traffico nei giorni scorsi hanno formato fino a 7 km di coda e si scaricano, oltre che a Fernetti, alla barriera dell'Isert per i mezzi pesanti sulla strada statale 14 da Sistiana a Monfalcone per quanto riguarda il traffico leggero. Prossimamente la questione relativa ai migranti che dormono in strada all'ingresso del Porto Vecchio a Trieste sarà oggetto di uno specifico comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui dovrebbe partecipare anche il sindaco Roberto Di Piazza. La notizia è emersa durante un punto stampa dedicato alla cronaca di stretta attualità convocato in questura nella mattinata di ieri. L'intenzione non è quella di sgomberare, hanno fatto sapere, bensì di trovare una soluzione al problema, perché sì, sotto diversi aspetti l'abbandono di oltre 100 persone in strada rappresenta una criticità non da poco. Ci è voluto il tempo per raccogliere le informazioni, seguire la burocrazia e infine la decisione. Il questore di Trieste Lilia Fredella ha fatto chiudere per 10 giorni il bar Linzai e Gianni di via Foscolo 19 dopo almeno 2 interventi della squadra volante in relazione a musica alta, schiamazzi e alcuni episodi violenti, nonché una raffica di segnalazioni dei residenti del rione impossibilitati a riposare nell'orario notturno. Ecco che la questura ha mostrato il pugno di ferro contro il degrado cittadino. Quello che si festeggia al Circolo della Vela di Muggia è un traguardo importante, 80 anni di attività ad alto livello per quello che si può definire l'unica società velico-istro-veneta in Italia. Qui l'impegno è profuso a livello giovanile, ma non si può dimenticare che questo è anche un circolo di grandi campioni, uno su tutti Vasco Vascotto, uno degli uomini importanti della Coppa America e recentemente terzo posto alla Admiral Cup. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla cerimonia per l'80° di fondazione del Circolo della Vela di Muggia, a cui è intervenuto consegnando la targa della regione Friuli Venezia Giulia alla presidente Martina Jelovcic, alla presenza tra gli altri del sindaco Paolo Polidori. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi al mattino un miglioramento del tempo con schiarite specie verso la costa. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, in particolare sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci temporali sparsi, che verso sera potranno interessare localmente anche la pianura, specie quella orientale, venti a regime di brezza. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 16 e 18, sulla costa fra 19 e 20, massime in pianura fra 25 e 28, sulla costa fra 25 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Il sostegno della NATO all'Ucraina rimane incrollabile e continua a crescere. A dichiararlo è stato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte durante una visita a Kiev. Dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il dirigente ha aggiunto che sono previsti ulteriori finanziamenti della NATO per garantire un flusso decisivo di armi statunitensi all'Ucraina. As we all know, the Budapest Memorandum and Minsk did not provide those security guarantees. So we clearly know what it should not be. And we are now working together, Ukraine, the Europeans, the United States, to make sure that the security guarantees are of such a level that Vladimirovich Putin, sitting in Moscow, will never ever try to attack Ukraine again. Secondo Zelensky, le discussioni sul dispiegamento di truppe straniere in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza sono in corso, ma è troppo presto per dire quale sarà il risultato.
La questione della fine della guerra, ha aggiunto il presidente ucraino, deve essere risolta a livello di leadership. Bisogna fare di tutto affinché la Russia non possa più evitare un incontro. Devono essere costretti alla diplomazia. 1.100.000 persone devono essere evacuate dalle zone di frontiera dell'Ucraina. Circa 84.000 di essi sono bambini. Secondo i funzionari locali, oltre 600.000 persone sono state già evacuate dalle regioni di Donetsk e Dnipro. З Добропілля, потім зараз евакуюється основна маса людей, проживали у Білозерське. Людина тут може бути, це 5 днів. Грошова допомога, юридична допомога, психологічна, звісно, допомога. L'ondata di evacuazioni è in corso mentre i pesanti bombardamenti di Mosca continuano a colpire il paese. Пришла с рынка, прилетела ракета, снесло полдома, и все на меня обрушилось. Закрытый перелом с освещением. Теперь рука не действует, потому что надо операцию. Da anni la regione ucraina di Donetsk è l'epicentro del tentativo delle forze russe di ottenere il pieno controllo. La Russia vorrebbe sotto la propria influenza i restanti 9.000 km² di Donetsk attualmente sotto il controllo di Kiev, proposta respinta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella striscia di Gaza le condizioni di carestia sono state per la prima volta confermate in modo ufficiale dalle Nazioni Unite. Il gruppo di esperti dell'IPC con sede a Roma ha affermato che già oggi patisce la fame oltre 500.000 di persone. Una situazione che secondo Tom Fletcher, sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore per le emergenze, poteva essere evitata se solo Israele avesse voluto. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. My ask, my plea, my demand to Prime Minister Netanyahu and anyone who can reach him. Enough. Ceasefire. Il rapporto arriva dopo mesi di avvertimenti da parte delle organizzazioni umanitarie sul fatto che le restrizioni imposte da Israele agli ingressi di cibo e medicine stanno rendendo catastrofica la situazione per la popolazione civile. Ciononostante il governo di Tel Aviv ha rigettato le conclusioni dell'ONU affermando che a loro avviso non ci sarebbe alcuna carestia a Gaza. Il primo ministro della Spagna, Pedro Sánchez, ha visitato venerdì il centro di coordinamento operativo delle Asturie, presso il quale ha riconosciuto la straordinaria gravità dei numerosi incendi che stanno colpendo la nazione iberica. Il capo del governo di Madrid ha quindi annunciato l'istituzione di una commissione sul clima e ha sottolineato il dispiegamento di migliaia di uomini e mezzi nel tentativo di domare i roghi. Asturias no había vivido nunca que se recordara de manera tan recurrente temperaturas de más de 40 grados. Y esto creo que nos tiene que llevar a la reflexión de que, en efecto, estamos viendo cómo la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada. La scienza è sostanzialmente unanime nell'affermare che l'aumento della temperatura media globale è responsabile di una crescita della frequenza e dell'intensità dei fenomeni meteorologici estremi, comprese le ondate di caldo e di siccità che rappresentano il carburante perfetto per il divampare di mega incendi come quelli che si sono sviluppati sia in Spagna che nel vicino Portogallo, distruggendo già centinaia di migliaia di ettari di foreste.
Buonasera e benvenuti al TG. La Regione Istriana ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i risultati del bando pubblico per il cofinanziamento della produzione di cortometraggi, documentari, film sperimentali ed animazione per l'anno in corso. Il bando è stato pubblicato il 2 giugno di quest'anno e a proposito della partecipazione dei risultati del bando ci ha parlato l'assessore alla cultura e territorialità. Anche quest'anno la Regione Istriana, una delle priorità normalmente per la Regione è il finanziamento dei film, ha per i cortometraggi in un certo modo previsto 75.000 euro. 50.000 sono proprio della Regione Istriana, del budgetto della Regione, del bilancio, e i 25 sono del HAVC o del Hrvatski Audiovizualni Centar. La commissione era composta da esperti di cinema, tra cui il direttore artistico del Festival del Cinema di Pola, Daniel Peck, la rappresentante del centro audiovisivo croato, Morana Ilić-Komljenović, il responsabile del Pula Film Factory, Marko Zdravković-Kunac, la direttrice ICA, Aleksandra Vinkerlić e l'assessore Torbica. È stato deciso che saranno cofinanziati circa 10 film che affrontano tematiche diverse, dalle storie d'amore e amicizia, all'identità culturale, alle tradizioni istriane, fino a vicende di giovani autori che esplorano questioni contemporanee. La selezione riflette la volontà della Regione di sostenere opere che raccontino l'Istria in modo autentico e innovativo. Crediamo che certi di loro saranno molto interessanti, come quello che fa la Udruga di Dignano, che ci presenterà il film fatto sull'idea di Tomica, quando il Dio esce dalla Chiesa, e ci sono anche altri Voyager di Fasana o diciamo il Lucidar di più o meno Castellier Parenzo. Crediamo che abbiamo fatto un bel lavoro, speriamo che vedremo dei bei film e speriamo che tutti insieme, anche forse sulla vostra televisione, avranno una delle premiere. I cortometraggi realizzati grazie al cofinanziamento saranno poi presentati in festival locali e internazionali, offrendo agli autori un'importante vetrina e contribuendo alla promozione della cultura istriana nel mondo. La stagione turistica entra nella sua fase finale, ma a Cittànova il calendario di eventi culturali e di intrattenimento resta ricco fino all'ultimo giorno d'agosto, tra concerti, cinema all'aperto, jazz e folklore. Il culmine sarà la festa patronale di San Pelagio e a settembre spazio anche allo sport, con un appuntamento d'eccezione. Vediamo i dettagli. Cittànova vive le sue ultime intense settimane di stagione estiva con un calendario che non lascia spazio alla noia. Agosto è dedicato alle serate di musica, cinema e sapori mediterranei, in un centro storico che si trasforma in palcoscenico a cielo aperto. Noi andiamo avanti col nostro programma Stars in Town, cioè il programma che si svolge sotto le stelle. Da martedì c'è musica classica e musica evergreen nella loggia Belvedere, bel canto in Belvedere. Il mercoledì andiamo avanti con la musica in ogni angolo. Giovedì invece cinema all'aperto nel nostro cinema estivo. Venerdì ci sarà un po' di jazz nel nostro passaggio Boško Petrović e un po' di folklore in Piazza Grande, e invece i sabati sono sempre riservati per i concerti dei band tribute. Il momento più atteso è però la grande festa di San Pelagio, patrono della città, che segna la chiusura simbolica dell'estate. Tradizione, concerti e un'offerta gastronomica capace di richiamare centinaia di visitatori. Ma l'offerta di Cittànova non si esaurisce con agosto. Settembre porta con sé un evento sportivo di rilievo internazionale, la prestigiosa gara ciclistica Nova Eroica, che per la prima volta approda in Croazia. Per la prima volta esce dall'Italia e la Nova Eroica viene a Cittànova, cioè viene nella nostra zona dell'Istria nord-occidentale. Siamo orgogliosi di ospitare la Nova Eroica. È un evento già noto a livello mondiale che qui a Cittànova unirà sport, paesaggio e tradizione. Un motivo in più per visitare la città anche fuori stagione, ci dice Ferenac. Con le pedalate della Nova Eroica e a fine mese il Wine and Walk by the Sea, passeggiata lungo il mare tra degustazioni e prodotti locali, Cittànova si conferma anche quest'anno una meta capace di unire cultura, sport e piaceri del gusto. TG Flash. In occasione del Festival internazionale del folklore Leron, l'ambasciatore d'Italia Paolo Trichilo sarà in visita a Dignano, Galesano e Fasana. Oggi ha visitato la sede di Infobip, ha incontrato il sindaco e la vice sindaco e farà visita alle comunità italiane di Dignano e Galesano per poi partecipare al Festival Leron. Sabato 23 agosto la visita proseguirà in mattinata a Fasana con incontri con il sindaco e con la comunità italiana locale. Sempre nell'ambito del Circolo Classic il pubblico potrà vedere il film Padre e Padrone il 31 agosto alle ore 21 presso il Circolo di Pola.
un intenso dramma che racconta il difficile rapporto tra un padre autoritario e il figlio, esplorando temi di crescita, libertà e autodeterminazione. La municipalizzata Vodovod Pola informa i cittadini che lunedì a Pola dalle 8 alle 13 a causa dei lavori sulla rete idrica l'approvvigionamento idrico sarà interrotto in via Silvije Strahimir Krančević numero civico 2A e 2B. Durante i lavori l'acqua potrebbe risultare torbida. In caso di anomalie si invitano gli utenti a contattare la municipalizzata. I tramonti fasanesi, il ciclo di concerti da camera che si tiene a Fasana dal 2007, si sono conclusi nella chiesa di San Cosma e Damiano con il concerto del chitarrista internazionale Mak Grgić che ha chiuso la 19ª edizione del festival. Con una programmazione discreta e mirata, il festival promuove l'arte musicale e valorizza i talenti accademici emergenti. Dopo 3 appuntamenti ospitati proprio nella storica chiesa e il primo concerto legato alla tradizione condivisa, la celebrazione di San Eliseo a metà giugno, l'organizzazione ha collegato l'iniziativa alla Giornata Mondiale della Musica. Mak Grgić, 3 volte candidato ai Grammy, è stato definito dal New York Times un giovane chitarrista di talento e dal Washington Post un artista da seguire. Originario di Lubiana, il suo repertorio spazia dalla musica dei Balcani all'avanguardia microtonale fino al grande repertorio classico. Ha suonato in sale di prestigio quali il Kennedy Center e la Walt Disney Concert Hall e si esibisce regolarmente in Europa, Asia e Nord America. L'organizzazione dell'evento è frutto di una collaborazione consolidata tra l'ente turistico del comune di Fasana, la parrocchia di San Cosma e Damiano e la scena musicale giovanile istriana. Gli organizzatori hanno espresso l'auspicio che il festival prosegua anche nelle prossime edizioni, sottolineando come iniziative di questo tipo contribuiscono a ampliare l'offerta culturale di Fasana, trasformandola da tradizionale villaggio di pescatori in una viva destinazione culturale. Ad agosto Parenzo è partita con una ricca offerta musicale in Piazza Libertà, 3 giorni di sogni, emozioni, ritmi e melodie. Hanno iniziato con una cover di Lady Gaga per proseguire con il celebre baritono Mario Biondi e poi per chiudere sabato sera con lo spettacolo della tribute band triestino-mugesana Diavolo in noi, omaggio al grande bluesman Zucchero. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra l'ente turistico, la città, la comunità degli italiani di Parenzo, l'Unione Italiana di Fiume e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia tramite l'Università Popolare di Parenzo. Chicche, emozioni, divertimenti, canti e balli in piazza Parenzo, un brindisi alla vita, una sana energia tra blues, ritmi cubani che ha coinvolto tutte le generazioni, un numeroso pubblico tra ospiti e residenti che hanno occupato sia il podio che i localini adiacenti o i muretti di piazza per cantare all'unisono seguendo una particolare, pura passione musicale che i fantastici 14 diavoli, talentuosi musicisti mugesani e triestini, trasmettevano indirettamente in 2 ore e passa di grande spettacolo da diamante, con le mani, Baila Morena o l'energica Diavolo in me.
Non solo, in questa magica serata si è pensato veramente a tutto, curato ogni dettaglio in un'alta fedeltà a quella che è la produzione del grande Fornaciari. Ciliegina sulla torta, la breve ma intensa esibizione del giovane, talentuoso e carismatico tenore istriano Christian Marušić di Momiano sul palco con il frontman per interpretare il celebre Miserere lanciato dal duo Pavarotti-Zucchero. Lunghi applausi ed innumerevoli ovazioni stanno tracciando sin d'ora una bella carriera in crescendo a Christian, ma nel contempo arricchiscono le esperienze di una cover d'alto livello pronta a dar la possibilità e omaggiare i talenti locali e i posti che li accolgono. I Diavolo in Noi hanno trovato subito supporto nella vicina sede della comunità degli italiani di Parenzo e grande è stato il complimento a tutti con il "da voi ci siamo sentiti veramente a casa", accomiatandoci con l'amichevole "arrivederci alla prossima". Il loro frontman Silvio Vuk, a spettacolo concluso, ne rafforza la dose. Ciao, sono Silvio Vuk, coordinatore dei Diavolo in Noi, un supergruppo di 14 musicisti di Trieste, e da 8 anni rendiamo omaggio al grande bluesman Zucchero con concerti in Italia, in Slovenia ed in Austria. Finalmente, sabato 9 agosto, siamo arrivati nella bella cittadina di Parenzo. Siamo stati accolti con grande disponibilità e calore dalla comunità degli italiani di Parenzo e in particolare dal presidente Ugo Musizza e dalla coordinatrice Lara Musizza. Durante il nostro concerto abbiamo ritrovato un entusiasmo ed un calore umano dal numeroso pubblico in Piazza della Libertà, che ci ha coinvolti fino all'ultimo brano. Una serata splendida che rimarrà nei nostri cuori a lungo. Grazie Parenzo! Ed è tutto dal TG, grazie per l'attenzione, buona serata, buon fine settimana. Da sparugati! Move your body, move your body! Move your body! La primavera se arriva e il prassega colora, tutti andiamo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto in grumà.
Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone mega aiutato, ma la deraca in del bosco la mega bloccata. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi sono scampato. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Un bel mazzetto con ingrumà, verso casa sono andato e mi fermo un tipo e mi domanda lo sopnar. Che domando costi vol, lui mi dice a bioi, sempre più amara se sta mia sparuga. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Un Cristian che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacere. Delle muse, il sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Un Cristian che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacere. Delle muse, il sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor.
Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te.
Preghiamo la Vergine Maria di Loreto per tutti coloro che si affidano alla sua materna intercessione, particolarmente ammalati e sofferenti, pellegrini associati al santuario della Santa Casa, benefattori vivi e defunti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme. Eccomi sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Totus tu sum Maria, totus tus Mater Dei, omnia mea tua sunt, totus tu sum Maria, totus tus Mater Dei, omnia mea tua sunt. Meditiamo i misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,